Terzo incendio in 7 mesi al condominio Bandiera di via Cappuccina, già noto per episodi di criminalità e tensioni tra residenti e tossicodipendenti che frequentano la zona. Condannato a 1 anno di reclusione l'automobilista ritenuto responsabile dell'incidente mortale di Lorenzo Piran, 23 anni, nel 2022, morto a Chirignano. Guerra contributo d'accesso, non solo sito per scambiarsi il QR code, un veneziano si avvicina ai turisti e ai varchi e si propone come amico, così non devono pagare il ticket, il comune è pronto a denunciare. Boom di dimissioni in Veneto, le aziende si contendono i migliori talenti, nel 2022 sono state 126.000 con un aumento del 35% sul 2019, l'analisi della CGA di Mestre. In una mattina tra Mestre e Marghera raccolte oltre 700 firme a favore dei referendum proposti dalla CGIL per cancellare le norme che avevano favorito la precarietà del lavoro. Chirignago si arricchisce di un nuovo parco di oltre 16.000 metri quadri nell'area verde di Oriago, giochi per bambini, area fitness e percorsi ciclopedonali. Si chiama Fulvia Carnevale, una veneziana lidense d'adozione, e una sua opera. Il direttore della Biennale ha preso spunto per il titolo della mostra di quest'anno, noi l'abbiamo incontrata. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. La cronaca in primo piano, l'avete sentito dai nostri titoli, un incendio a Mestre al condominio di via Bandiera, il terzo incendio in 7 mesi. Ha preso fuoco una soffitta, un magazzino, solo che è la terza volta da settembre. Una a settembre, una un mese fa e adesso. A Mestre un altro incendio ha colpito il condominio Bandiera situato alla fine di via Cappuccina, angolo rampa Cavalcavia, già noto per episodi di criminalità e tensioni tra i residenti e i tossicodipendenti che frequentano la zona. Ma sempre nello stesso punto? Sempre nello stesso corridoio, a distanza di due porte una dall'altra, ma sempre in 10 metri. Il fuoco è scoppiato intorno alle 14:30 con il fumo che si è visto provenire da uno dei piani più alti del palazzo, causando l'evacuazione dei condomini. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per nessuno grazie alla pronta risposta dei vigili del fuoco, della polizia locale e delle ambulanze. Questo incendio aumenta le preoccupazioni dei residenti che sospettano possa trattarsi di incendi dolosi causati da tossicodipendenti che frequentano l'area. Qui è un disastro. È un disastro dal punto di vista della sicurezza, drogati che sono continuamente sugli scalini, cose che si sanno benissimo perché sono pubblicate nei giornali, sono stati fatti già dei servizi, eccetera. Entrano estranei allora? Pare di sì, io questo non l'ho visto, non lo so, però pare che qualcuno li abbia visto entrare e addirittura salire in alto. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri che stanno interrogando i testimoni per chiarire le circostanze dell'incendio. L'amministratore del condominio ha deciso che in futuro si adotteranno delle misure adeguate per evitare che episodi simili possano ripetersi. Adesso si parlava con i condomini, metteremo delle telecamere anche sopra perché così almeno vedi o capisci chi. Sì, perché in quell'area possono accedere solo i condomini. Dovrebbero, sì, possono accedere i condomini e basta. Oppure se qualcuno, come c'è il sospetto, apre a qualche altro, poi. 1 anno di reclusione per l'automobilista ritenuto responsabile dell'incidente costato la vita al 23enne Lorenzo Piran. Accusato di negligenza, imprudenza e imperizia nella guida, l'automobilista coinvolto nell'incidente che ha tragicamente tolto la vita a Lorenzo Piran il 24 luglio 2022 è stato condannato ad 1 anno di reclusione. Il giudice Daniela De Fazio ha condannato l'imputato, un 41enne di origini moldave, residente a Mestre, per omicidio stradale, sottolineando la gravità delle sue responsabilità nell'incidente. Lorenzo, nell'impatto contro la vettura, aveva riportato politraumi gravissimi e uno shock emorragico massivo. Condotto in condizioni disperate all'ospedale dell'Angelo, era aspirato poco dopo la mezzanotte. Il giovane 23enne, promettente laureando dell'Università Ca' Foscari, stava percorrendo via Miranese a Chirignago quando è stato colpito dall'auto che svoltava a sinistra senza concedergli la precedenza. Una condanna penale per omicidio colposo va da 2 a 7 anni, salvo aggravanti, poi ovviamente con gli sconti di pena previsti dal rito alternativo del patteggiamento, del rito abbreviato, si va sostanzialmente a ottenere questa tipologia di condanna. All'imputato è stata anche sospesa la patente per 1 anno.
I familiari della vittima, seppur consapevoli che nessuna pena avrebbe potuto lenire il dolore della loro perdita, accolgono con un certo sollievo questo verdetto che segna la conclusione di un doloroso capitolo giudiziario. A distanza di poco più di una settimana dall'entrata in vigore del ticket d'accesso per appunto entrare a Venezia, la protesta non si ferma ed è condotta anche a colpi di esenzioni dal pagamento offerte dai residenti ai visitatori. Quanto è correlato al concetto di amicizia o anche di semplice conoscenza il contributo d'accesso a Venezia? Moltissimo, perché come giusto sia in un provvedimento che si proporrebbe di limitare i flussi turistici, il residente che invita qualcuno in città può esentarlo dal pagamento dei 5 euro. Tra i veneziani che vedono il contributo d'accesso come definitiva degenerazione di Venezia allo stato di parco a tema a pagamento, questo concetto è quindi sfruttato per contestare il provvedimento distribuendo esenzioni, come ha fatto Marco Rosasalva. Chiacchierando con le persone che scendevano dal treno, eccetera, e presentandomi, quindi diventando ufficialmente conoscente di queste persone e chiedendo se per caso volevano essere esentati dal ticket d'accesso. Conoscente, diciamo, è un concetto residuale che indica esclusivamente sostanzialmente tutte le persone che voglio io. Alessandro Tonin ha aperto un sito internet. Ho aperto questo sito che è nocda.com, in cui appunto vogliamo offrire la nostra amicizia di veneziani e invitare i nostri amici con cui condividiamo l'idea di una città aperta e non chiusa da un biglietto senza gabelle medievali, per poter entrare in città senza dover appunto pagare nessun contributo. Queste iniziative non sono piaciute molto in comune. Sul piazzale della stazione Rosasalva è stato fermato dalla polizia locale. Mi hanno preso i documenti, mi hanno chiesto che cosa stavo facendo e eravamo sia loro che io un poco perplessi della situazione, perché non mi hanno contestato niente in particolare, perché effettivamente quello che sto facendo in coscienza penso che sia completamente lecito, tant'è che appunto è quello che è permesso dal portale del comune. Nel caso del sito internet, che avrebbe generato circa 2000 esenzioni in 2 o 3 giorni, si è parlato anche di una denuncia alla polizia postale. Non è ancora arrivata nessuna comunicazione di denuncia e nessun atto. Se arrivasse sarei curioso di sapere che norma viene infranta, perché non credo vi sia nessuna norma sul concetto di amicizia, il concetto di conoscenza. Parliamo di lavoro e boom di dimissioni in Veneto. Le aziende si contendono i migliori talenti e l'analisi della CGA di Mestre. La carenza di lavoratori e il crescente gap tra domanda e offerta di lavoro stanno provocando un vero e proprio boom di dimissioni in Veneto. Secondo l'analisi condotta dalla CGA di Mestre, questo fenomeno, già presente da almeno un decennio, ha subito un'accelerazione significativa a causa della pandemia da Covid. I dati raccolti sottolineano un aumento significativo delle dimissioni da rapporti di lavoro a tempo indeterminato nella regione Veneto. Nel 2022 le dimissioni hanno superato quota 126.000 con un aumento del 34,7% rispetto al 2019. È interessante notare che il tasso di ricollocamento entro 7 giorni dalla presentazione delle dimissioni è salito al 56%, evidenziando una chiara tendenza dei lavoratori a cercare nuove opportunità professionali. Le motivazioni alla base di questa tendenza sono molteplici. Molte persone hanno deciso di cambiare lavoro dopo aver ricevuto offerte retributive più vantaggiose e aver trovato un ambiente lavorativo meno stressante rispetto al precedente. Questo fenomeno è particolarmente evidente tra i lavoratori di età compresa tra i 30 e i 54 anni, che rappresentano il 63% delle dimissioni nel 2022. Gli imprenditori, per evitare la fuga, stanno fidelizzando i propri collaboratori, migliorando la qualità e il benessere aziendale. Come? Aumentando gli stipendi, erogando benefit, favorendo le opportunità di carriera e la conciliazione tra lavoro e tempo libero. Questo è molto importante perché tutto ciò sta migliorando il clima aziendale di moltissime realtà, con effetti molto positivi anche sul fronte della produttività. Prova ne sia che in Italia solo la Lombardia e la provincia autonoma di Bolzano presentano una qualità del lavoro superiore alla nostra. I settori economici più colpiti da questo aumento di dimissioni includono il metalmeccanico, il commercio al dettaglio, il terziario avanzato, la sanità e in misura minore la pubblica amministrazione.
La Guardia di Finanza di Venezia ha scoperto 17 lavoratori in nero durante i controlli che hanno riguardato soprattutto il settore dell'edilizia. A Portogruaro, una società gestita da persone di origine albanese con numerosi cantieri in Friuli, utilizzava da mesi 14 lavoratori extracomunitari completamente in nero. 5 non avevano nemmeno il permesso di soggiorno. Altri dipendenti erano registrati con un numero di ore di lavoro di gran lunga inferiore al reale. Il legale rappresentante della società è stato diffidato a sanare le irregolarità e pagare una sanzione già in misura minima che ammonta a 130.000 euro, quindi destinata a salire. I finanzieri di San Donà di Piave invece hanno scoperto altri 3 lavoratori irregolari in un'azienda di Ceggia. E sono diverse centinaia le firme raccolte in mattinata tra Mestre e Marghera per sostenere i 4 referendum proposti dalla CGIL sui temi del mondo del lavoro e della precarietà. In una mattinata, nei 10 banchetti allestiti nella città metropolitana di Venezia, sono state raccolte oltre 700 firme a favore dei 4 quesiti referendari proposti dalla CGIL per cancellare le norme che hanno favorito la precarietà del lavoro e il sistema degli appalti. L'obiettivo è presentare questi referendum per ripristinare diritti che sono stati cancellati nel mondo del lavoro, per contrastare la precarietà, per dare un futuro lavorativo stabile, dignitoso e adeguatamente retribuito ai giovani, per ripristinare i diritti, per dare garanzie ai lavoratori in appalto, per ripristinare quell'articolo 18 che è stato cancellato. L'adesione dei cittadini è stata particolarmente significativa a Mestre e Marghera. La campagna referendaria proseguirà nei luoghi di lavoro, nei mercati e nei luoghi di aggregazione. Chiediamo alle lavoratrici, ai pensionati, ai cittadini del nostro territorio di firmare, di venire ai nostri banchetti e sostenere questa raccolta firme, perché solo ripristinando i diritti nel lavoro possiamo costruire anche nel nostro territorio un futuro diverso. Cambiamo argomento. Chirignago ha un nuovo spazio verde dedicato a tutta la comunità. Consegniamo ai nostri cittadini, dopo 25 anni, un'area verde. Chirignago si arricchisce di un nuovo parco di oltre 16.000 metri quadrati di estensione, giochi per bambini, area fitness, 2 percorsi ciclopedonali. Chi si recherà in via Oriago avrà la possibilità di trovare un'ampia gamma di opportunità per il tempo libero e il benessere. Il parco di via Oriago rappresenta un importante passo verso una città più verde e sostenibile, in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 e di valorizzazione degli spazi verdi urbani. Oggi questo inizio, dopo un anno dall'inizio dei lavori, possiamo essere solo che contenti e continuare a lavorare in questo modo. Dotato di recinzioni per la sicurezza, il parco offre 2 percorsi distinti, uno ciclopedonale e uno esclusivamente pedonale, facilitando il collegamento tra le diverse zone abitative senza dover passare per via Oriago. L'area giochi, con una vasta gamma di attrezzature per bambini e adolescenti, è completata da un'area fitness all'aperto e un campo da pallavolo. L'illuminazione pubblica e la presenza di telecamere aumentano la sicurezza dei visitatori, mentre le zone di socializzazione e di sosta offrono spazi per il relax e il divertimento, oltre a 2 aree dedicate ai cani. E l'associazione Fervicredo APS, che riunisce le vittime del terrorismo e del dovere, i feriti e i loro familiari, compie 25 anni. Riunisce 1700 associati, ci sono feriti e i loro familiari, forze dell'ordine, vigili del fuoco, semplici cittadini. Sono le vittime della criminalità e del dovere, persone che da un momento all'altro si sono trovate con la vita stravolta, cambiata, da ripensare. Dal 3 settembre del 95, quando è successo il mio incidente, il conflitto a fuoco qui a Marghera, sicuramente è cambiata in una nuova vita. Infatti il motto della nostra associazione, fondata anche da me, è la forza di rivivere. È cambiata. Ci sono altre, in modo diverso, si vive in maniera diversa, però dico, la vita è una e sicuramente va vissuta al massimo. Mirko Schio è medaglia d'oro come vittima del terrorismo con ferita per il dramma, vissuto il 3 settembre 1995, quando rimase ferito durante un conflitto a fuoco con appartenenti all'organizzazione eversiva denominata Legione Brenno. Da quel giorno è in sedia a rotelle. Fondata nel 1998, l'associazione compie 25 anni. Il mio impegno comunque è andato a favore di tanti colleghi più sfortunati di me,
Mestre è stata duramente segnata tra gli appartenenti alle forze dell'ordine, ricordiamo uno tra tutti, tra poco ci sarà la sua ricorrenza, il commissario albanese ucciso dalle Brigate Rosse, ma anche Totò Lipiello e tanti altri. E il Veneto ha pagato molto come tributo di sangue. Purtroppo il Veneto, penso come numero di vittime, è al secondo posto dopo la Sicilia come regione, quindi abbiamo avuto tantissimi, c'è un caso unico in tutta Italia ma in tutta Europa, ci sono i due fratelli Turazza uccisi in un conflitto a fuoco, entrambi a Verona. Cambiamo argomento e parliamo d'arte. Fulvia Carnevale del collettivo Claire Fontaine, una veneziana elidense d'adozione. Da una sua opera il direttore della Biennale ha preso spunto per il titolo della mostra di quest'anno e noi l'abbiamo incontrata. Forse non molti sanno che il titolo della 60ª esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, Stranieri ovunque, diretta da Adriano Pedrosa, nasce dalla creatività di una veneziana d'adozione, Fulvia Carnevale, per diversi anni residenti al Lido di Venezia. Andiamo a conoscere chi è. Io sono cresciuta personalmente, James è venuto al Lido e a Venezia tante volte, sono cresciuta al Lido, sono arrivata al Lido a 11 anni, quindi ho tutti i ricordi della mia seconda infanzia e della mia adolescenza al Lido e sono rimasta a Venezia fino a 17 anni, poi sono andata a studiare a Padova, quindi è una città in cui ho molto vissuto e poi sono anche tornata. Stranieri ovunque è una frase ambigua che da un lato può significare ci sono stranieri ovunque andiamo, dall'altra può significare che ci sentiamo stranieri ovunque andiamo. Quindi è una frase che apre una questione legata a come vediamo l'altro, perché essere straniero è una situazione relazionale, chi è straniero in un posto non lo è in un altro e tutti siamo potenzialmente stranieri da qualche parte. Fulvia, la cui famiglia d'origine risiede ancora oggi al Lido di Venezia, da 6 anni fa base a Palermo e insieme al marito James Turning ha fondato e dato vita al duo Claire Fontaine. La più grande installazione è qui dietro di noi alle Gaggiandre, all'Arsenale. Sono 60 neon in 60 lingue diverse che parlano appunto della relatività della situazione di essere stranieri e di chi è straniero per chi. Siamo anche presenti nel padiglione Vaticano con 2 opere, una che è un'altra scritta luminosa ma non in neon, in LED e dice siamo con voi nella notte. Dal grande successo a Mestre per la mostra Picasso Celebration, dove sono esposti quadri realizzati da artisti speciali che riproducono le opere del maestro del cubismo. Cultura, inclusione e sport, c'è tutto questo nella mostra Picasso Celebration, inaugurata parallelamente alla Biennale d'Arte, che ha portato all'interno della palestra John Reed Fitness di Mestre le opere di artisti speciali della Scuola d'Arte Bergognone, fondata nel 1975 dal maestro Angelo Frosio. Scuola da sempre impegnata in un progetto di terapia artistica per i giovani in difficoltà. I ragazzi, ognuno con qualche problema di disabilità, si sono fatti ben apprezzare dal pubblico, mettendo in mostra originalità, sensibilità e calore. La scuola ha già partecipato nel 2011 alla 54esima Biennale d'Arte curata da Vittorio Sgarbi. Racconta Samuele Frosio del comitato organizzatore. La mostra sarà visitabile per tutta la città, sarà aperta a tutta la città e durerà fino alla fine del mese di giugno. Perché Picasso in palestra? Perché portare l'arte in palestra? Perché cerchiamo di coniugare più aspetti tra di loro, che sono il fitness, l'arte, il design e anche la musica. E in questo caso le opere sono state fatte da un'associazione che è la Scuola d'Arte Bergognone, che fa terapia attraverso l'arte. Un plauso all'iniziativa è arrivato anche dal vice sindaco di Venezia Andrea Tomaello, con delega allo sport. La mostra sarà visitabile da tutti gratuitamente, perciò anche da chi non è iscritto in palestra, in particolare il sabato dalle ore 15 alle 21, prenotandosi online. Madrina della mostra è scrittrice e curatrice Clelia Patella. Una bella iniziativa, arricchita anche dal fatto che gli artisti che hanno riprodotto questi quadri, queste opere di Picasso sono anche persone con qualche difficoltà e possono insomma dimostrare la loro bellezza, la loro capacità a un pubblico molto vasto. E per questa sera è tutto, grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona serata, arrivederci.
Bentrovati al meteo. Anticiclone in rinforzo, tempo buono e clima primaverile e gradevole. Il dettaglio di domenica 5 maggio. Sul Veneto tanto sole, il cielo sarà sereno o velato, tuttavia sulle zone montane e pedemontane al pomeriggio avremo nubi irregolari con probabili brevi locali precipitazioni associate. Temperature in lieve aumento, minime tra 9 e 13 gradi, massime comprese tra 22 e 24 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui ampio soleggiamento, cielo in genere poco nuvoloso con possibili rovesci sui rilievi nelle ore centrali della giornata. Temperature minime tra 10 e 12 gradi, massime sui 20-23 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove si alterneranno sole e nubi, con sole un lieve aumento della probabilità di rovesci nel corso della giornata. Temperature minime sui 10 gradi, massime tra 23 e 25 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.